Signore e signori, buonasera e bentrovati per la quarta puntata di questo Hospital Show, seconda edizione. Vado a presentare subito i nostri giurati, coloro che voteranno i concorrenti, a partire dagli ospiti in giuria che sono Davide Scibilia, io farei un applauso subito, eccolo lì, alla vostra sinistra, e dall'altra parte, all'estremità opposta, Sergio Di Lorenzo. Poi abbiamo ormai il nostro veterano giurato. Veterinario, Ah, scusa, ha ragione, ha portato anche un cane, ma il cane sta bene però. Il cane sta benissimo. Il cane sta benissimo. Lo curo io, quindi. Gerardo Di Liberto. E naturalmente i fautori di questo Hospital Show, gli ideatori, i protagonisti che vogliono stare un po' così, un po' da parte, un po' in sordina, ma sono i fratelli Calandra, Giuseppe e Maurizio. A Luigi lo presentiamo noi? Certo. Ora? No, ti presentiamo a fine puntata. A fine puntata. Luigi. Se ne vale la pena. Chirco. Grazie. E allora io andrei a cominciare subito. Abbiamo subito un bel numero, un ospite d'eccezione che ci canterà una bellissima canzone. Poi ve la presento, poi ve la spolpate voi, ok? Scusi, ce l'ha? Spolpate, nel senso gli fate le domande giuste. Ok? La chiamo? Posso? Devi. Vado? Questa non va votata perché lei è Cinzia Gargano, a cui la lascio a voi. Ci siamo conosciuti per caso, in un caso in cui caso mi ha trovato indifeso. Una stretta di mano, una sola, una stretta alla gola, mi ci tengo lontana. Non è il momento, non me la sento, se poi me ne pento. Lo giuro, chiamo il meno possibile, così la faccio più facile, senza coinvolgimenti, senza piangere addosso ad amici e parenti. Se poi sembra semplice, io la faccio difficile, così trovo la scusa per tagliare la corda e non essere delusa. È il trascorso del tempo, nel tempo in cui il tempo mai giusto e tu mai contento. Arrivati al c'era una volta, stavolta è la volta in cui voglio una svolta. Non è il momento, non me la sento, se poi me ne pento. Lo giuro, chiamo il meno possibile, così la faccio più facile, senza coinvolgimenti, senza piangere addosso ad amici e parenti. Se poi sembra semplice, io la faccio difficile, così trovo la scusa per tagliare la corda e non essere delusa. Chiamo il meno possibile, così la faccio più facile, senza coinvolgimenti, senza piangere addosso ad amici e parenti.
non ti conoscevo in questa veste. Noi ci siamo conosciuti in teatro, ma non In ti veste conoscevo. teatrale. Prossima di uscita il nuovo, Sì, nuovo CD? prima il prossimo singolo. Ah, prossimo non singolo. spoileriamo il titolo. Ok. E poi settembre-ottobre ci sarà il disco. Bello titolo però. Su questo brano so che c'è un video comunque, vero? Sì, un video molto divertente. Devo Allora, dire che non vedo l'ora di far vedere. Ci ricordi il titolo del brano? Non spoileriamo il titolo. No, questo no. No, Questo è il titolo. No, ma Non spoileriamo il titolo. il sì. titolo del brano. Sì, non è Ti così. amo il meno possibile. Ti amo il meno possibile. Va Ok. bene. E allora Cinzia, Sì. tu dovrai adesso accomodarti come ospite d'onore nella poltrona d'onore della nostra giuria. Con piacere. ok? Grazie a tutti. Bene. Grazie a te. Ciao, bellissima canzone. Ecco, adesso la mia... Non ti allontanare, vieni qua, che ti allontano. Ora che mi sono fatto il ciuffo per stare Lo all'altezza. sapevo che dovevi dire questa cosa. Certo. Era scontata. Guarda, tu l'hai fatta in giù e io l'ho fatta in su. Girati un secondo per la coda, dico, no? Lei l'ha fatta in giù e io l'ho fatta in su. Così almeno. Quanto ci leviamo? Ancora, devi mettere tacchi la prossima... Ah, pure. Allora, Ancora, tutta questa esatto. erezione di capelli è solo per questo. Tacco 15. Cioè, ora non è che siamo così belli perché siamo così belli e basta. Ah no? Cioè, c'è un motivo, c'è. E qual è il motivo? Dico anche voi. Vabbè, Non io siete stasera, così belli perché siete così belli. io stasera vorrei evitare di guardarti, ma non ne posso fare a meno. Guarda. Ho capito. Scusate, vabbè. non si può prendere un altro argomento che non sia quello dei capelli, no? Perché Guarda. non lo capisco. Ma noi non siamo così belli perché siamo così belli, ma siamo così belli perché c'è Futura. Futura. Ora un attimo, arrivo, Esatto, Non ti adesso ve li presentiamo. Non ti muovere. Non mi non muovo, tu sto sei qui, così tranquillo. bella perché Grazie, c'è Futura, esatto, mica per grazie a loro riesco Stai lì ad essere ferma e non così. ti muovere perché qua il palco mi trema tutto. Quanto pesi? Non si può Non dire. si dice gli anni, non si si dice chiedono il gli peso. anni. Vabbè, però levando le scarpe poi, eccetera. E allora, Qualche ragazzi, chilo meno siete sicuro. pronti? Seguitemi! Vai, una marcetta. Forza, facciamo un applauso. Fai una marcetta. Fai una marcetta. Bene, io faccio fare. Prego, distendetevi per tutto il palco. Ecco. Futura! Ente di istruzione e formazione. Sì. Allora è grazie Una a loro, scuola- è grazie a loro se noi siamo così belli. Sì, l'ho imparata a memoria un attimo solo. Una scuola di arte e mestieri da 10 anni ad Alcamo, Futura. Ma non solo ad Alcamo, ricordiamolo, ci sono anche altre sedi in tutta la Sicilia. Aspetta un minuto, c'è scritto Alcamo. Ah, va bene, ok. Ad Alcamo crea il futuro degli estetisti, dei parrucchieri e degli aiutocuochi. Ed è? Aiutocuochi Cuochi ti viene un po' difficile da pronunciare. è il dittongo che mi viene È un come po'. dire uovo, no? Cuoco. Cuochi. Aiutocuoco. Uno solo, ma ne fanno tanti. Ah, ok. Quindi, Allora, Scusate. li ringraziamo. Ed ecco a voi, signore e signori, il primo concorrente. Buonasera. Ciao. Ciao. Primo concorrente che si chiama? Piero Di Marco Piero Di Marco. e canto Il mare calmo della sera di Bocelli. No. È bello dopo c'è. Arrivi da? Borgetto. Borgetto. Va bene, allora ti facciamo cantare subito. Ok, grazie. Non so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che muta l'amore mio.
che il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme. Per favore dimmi no, rende stupidi anche i saggi l'amore, amore mio. Sei dentro l'anima, tu fossi musica, se il sole fosse dentro te, se fosse veramente dentro l'anima mia, allora sì che udir potrei il mare calmo della sera. Però l'immagine di te così persa nei miei occhi mi portò la verità, ama quello che non ha l'amore, l'amore mio. E sei dentro l'anima, tu fossi musica, se il sole fosse dentro te, se fossi veramente dentro l'anima mia, allora sì che io dir potrei il mare calmo della sera. Nel mio silenzio il mare calmo della sera. Grazie. Dove stai Resta andando? qui. Dove vai? Dove vai? Stava scappando, eh? Resta qui, Piero. Piero Di Ma. Allora, posso dire? Devi. Dunque, hai scelto una canzone complicatissima, anche perché l'ha cantata, insomma, uno che non ha bisogno di presentazioni. E forse ti ha tradito anche un po' l'emozione, però hai avuto un momento. Questa è una canzone difficile, anche perché il cantato, come dire, deve passare sopra la melodia, ed è una canzone davvero complicata. Sembra semplice, ma in realtà non lo è. Tu hai avuto un attimo in cui sei partito un po' fuori nota, però hai saputo riprenderti, e questo vuol dire che la canzone ce l'avevi in mano, perché non è da tutti, si perdersi e ritrovarsi in una canzone così. Complimenti. Grazie. I prossimi concorrenti, che sono un bel gruppetto. Sì. Accogliamoli con un Questo- grande applauso. Perfetto, eccole qua, un grande applauso. In bocca al lupo. Gerardo, fa caldo. Domande non ne fare. No, no, Come fa caldo? Non hanno il microfono, mi capisci? sembrano tante coccinelle, ma è vero? Carine, portano bene. Non ci sento, però ci vedo.
astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. Enciendo la velita en mi armario, luego regresa la oración. Tú eres mi sangre, solamente con Dios y a mí mi amor. Dale, tomatito. Enciendo una velita en mi armario, luego rezo una oración. Peccato che è finito subito, no? Sì. È bello vedere tanta spensieratezza. Chi è la portavoce? Chi è che porta la voce di voi? Chi parla? Quella in mezzo sembra... Vabbè, lei? Abbiamo detto lei. Lei. Sì. Sì. Ok, tu chi sei? Alicia. Come? Come? Alicia. Perché gridi? Perché gridi? Alicia. 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 Alicia? Posso sapere solo una cosa, aspetta, poi non chiedo più Alicia niente. di dove sei? Alcamo. Alcamo, perfetto. Non fare domande, non mettere... Quanti anni hai, Alicia? Quanti anni hai? 9. 9. Chi è la... E questa è la più grande? Chi è la più piccolina? Che ne ha 8 e mezzo. Allora, vado a fare l'intervista Vai. un attimo, Ciao, tu come ti chiami? Ilenia. E hai quanti anni? 8. 8. Quindi l'età media è questa, 9? Sì? 8 e mezzo, no. No. Siamo- C'è un'altra che alza la mano. Che dici? E tu sei? Giulia Vesco. Quanti anni hai? 20. Ad agosto ne faccio 11. Ad agosto. Però ad agosto. A posto. Rompe la media, rompe. Allora tu sei già sei fidanzata, è vero? Ora che abbiamo le carte d'identità di tutti. A 11 anni fuori età, 11 anni è grande. 11 anni. Beate voi, beate a voi. momenti- Quanta invidia, Quanta invidia. E quella vicino all'infermiera. Sì, anche io sono curioso. Sì. Ciao, come ti chiami? Sara. Quanti anni hai, Sara? 8 e mezzo. 8 e mezzo. Bene, io a questo punto avete fatto l'inchino ai giudici, a questo meraviglioso pubblico. Come ci salutate? Ecco, Bravissime. perfetto. E allora prego, accomodatevi dietro le quinte, come dietro. sapete fare voi. Benissimo, andiamo avanti con il programma, con Hospital Show. Il prossimo concorrente, io dico solo il nome, poi ve la rispolpate voi. Sì, beh, cosa... Scusa, qui abbiamo scritto Elena. Ti chiami sì. Elena? Che è successo? No, lui è il conforto. Buonasera.
come ti chiami tu? Non Erika, Pietro mi chiamo. Pietro, ascolta, non è il tuo turno adesso. Tu vieni con me, tu dopo tocca a te. Pietro, non tocca a te, per cortesia. È mania di protagonismo, uno vede la telecamera, una luce, un palco e si infila. Bah. Comunque, come dicevate prima, il prossimo concorrente si chiama Elena. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Elena Conforto. Io sono Elena, ho 26 anni e vengo da Salemi. Da Salemi? Sì. 26 anni. 26 anni da Salemi. Che dai conforto tu? Sì, vi darò conforto questa sera cantando un brano di Lady Gaga. Addirittura. Questa è nuova, questa è bella. Vogliamo vederla. Cosa fai nella vita? Da conforto. Allora, io studio al conservatorio, studio Popular Music. Com'è? Popular Music. Popular Music? Sì, Ok. è un corso nuovo in cui si studia appunto la musica pop, perché normalmente la musica pop, diciamo, che è stata sempre lasciata un po' fuori, no? Sì. Dall'accademia, dallo studio. Invece da qualche anno abbiamo cercato di introdurla e, diciamo, studiare anche questo mondo che poi è quello principale in fondo. Ma diciamo che anche secondo me un'apertura giusta da parte anche del conservatorio. You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons to quit the show. You've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run through the hills. If you can find a dry way, I'll forever be still. But you've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million. When I bow down to pray, try to make the world sound better. Lord, show me the way to control this world out later. I died 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Stuck in a cycle, I look off and I stare. Inside that is still breathing but completely aware. Cause you've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million reasons. Isn't it something that you might even mean? It's such a different fathom wish, but I should believe. Cause you've given me a million reasons. Give me a million reasons. Given me a million reasons. About a million. When I bow down, pray, try to make the world sound better. Lord, show me the way to control this world out here. I got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Baby, I'm bleeding, I'm bleeding. Won't you give me what I need? And every heart breaks, makes it hard to keep the faith. But baby, I just need one good, one good, one good, one good, one good, one. And I bow down, pray, and try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through this world now later. I got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good, one good one. Tell me that you'll be the good one, good one. Baby, I just need one good one to stay. Grazie.
Elena! Che dice? Ciao! L'Otorrino che dice? Complimenti da parte nostra, niente da dire. Grazie. Grazie Elena. Grazie. Signore e signori, il prossimo concorrente, Vito! Hai capito? Hai capito? Hai capito, Vito? Quanti anni hai, Vito? 13. 13 anni. Vito, di dove sei? Di Alcamo? Tu sei appassionato di danza? Sì. Danza caraibica? Sì. Da quanto tempo? Da quanto studi? 2 anni e mezzo. Ok, ma questa coreografia l'hai fatta te? No, mi hanno aiutato i miei maestri. Ok, ho capito. Ed eccoci. Pure lo stacchetto. Eccoci. Pure lo stacchetto ci hanno fatto. E non era per me lo stacchetto. Voi che ci fate qua? E noi mi sento un po' celentano questa sera. Anzi, no, è forte, è forte. Prendo le pause. Sì, ma io vi dovevo presentare. Siccome ti spiego, in scaletta. Questa sera sono venuti a trovarci a sorpresa il gruppo di ballo di Tirichitolla, no? I Tirichitolla, ecco, io dicevo, ma che... Cioè, tu lo sai che quest'anno abbiamo fatto questo brano che è stato, come dire, un successone per il carnevale, ho sentito. carnevale alcamese, dedicata ad un carro che parlava di ludopatia, e allora non abbiamo resistito e ci siamo proiettati sul quindi palco. ludopatia sarebbe la malattia del gioco. Comunque siamo fuori concorso. Quindi se non lo so perché sennò perdiamo. Quindi sappiamo. se per caso io non ci giudicate. Io dico un numero, no? Per esempio, vengi un attimo, un attimo. Dico un numero, quello che arriva nella X, vieni qua, la X è qua. Ok, 14. Niente, non è venuto il 14. Non sei fortunato al gioco. No, ma manco in amore per ora. Comunque sia, andiamo avanti. Bene, a questo punto che presenta fa? Signore e signori, i Calandra e Calandra e i Tirichitolla! Venghino signori, venghino! Non c'è trucco, non c'è inganno, qui si vince tutto l'anno!
c'è lo trucco, c'è l'inganno, se ci giochi tutto l'anno, ti ritrovi senza muri, senza casa e con malanno. Con lo gioco di legge e carte, c'è chi vince e si le sparti, e se ci pensi un poco tu lo sai lo gioco a fuoco. Chi da destra va a sinistra, picchi c'è con l'amministra, chi da centro è la vincente, se tu sbagli un picchiente, e sta attenta lo compari, chi ti è fatto per ingannare, mentre perde ti disperi, ci appizzasti la moglie. Tiri chi tolla, vanno verdi si non chiolla, ma ti posso sempre rifare, se tu lenti di giocare, e se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, parliamo più vicino e facciamo un gran casino. Tiri chi tolla, vanno verdi si non chiolla, ma ti posso sempre rifare, se ti metti a ballare, e se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, parliamo più vicino e facciamo un gran casino. Allo gioco di la roulette, c'è copiglia, c'è cometti, e se sbagli di colura poi tagliare a noi sull'ora, se tu punti allo 7 poi ci appizzi lo 27, se ci provi in talo 8 perdi pure lo cappotto, con lo dispari e lo pari tu ci appizzi i denari, con lo nivoro e lo rosso perdi e ti stui un musso, se ti girano i pallini si allontanano i vicini, e pure lo crupiere se ne scappa con tua moglie. Tiri chi tolla, vanno verdi si non chiolla, ma ti posso sempre rifare, se tu lenti di giocare, e se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, parliamo più vicino e facciamo un gran casino. Tiri chi tolla, vanno verdi si non chiolla, ma ti posso sempre rifare, se ti metti a ballare, e se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, parliamo più vicino e facciamo un gran casino. Ciao, fissi tassi e ci punti pure l'ossa, quando svuota l'iso carti con la scala e giù da fossa, con pulle di le cappe tutti gli occhi pure scarti, contro la scala reale proprio niente ci può fare, se tu giochi con le quadri e lo codi l'hanno laggi, se tu punti allo picco e le giuri ti fanno sicco, di lo gioco sta ciarrasso se un vapire più pensieri, questo verso tu ci appizzi le mutande e la moglie. Tiri chi tolla, vanno verdi si non chiolla, ma ti posso sempre rifare, se tu lenti di giocare, e se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, parliamo più vicino e facciamo un gran casino. Tiri chi tolla, vanno verdi si non chiolla, ma ti posso sempre rifare, se ti metti a ballare, e se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, parliamo più vicino e facciamo un gran casino. Quando giochi alla slot puti viri già ti sfutti, perché i soldi che ci metti se ne vanno proprio tutti, tu continui a giocare, dici ora va a rifare, e mentre tira leva la famiglia si dispera, e se non escono i campani nelle barre di melona, e se oggi è giornata ci volesse più fortuna, tu ci provi, ci riprovi, giochi tutta la settimana, mentre in capo io te do moglie fa. Chi fa? Si profuma! Ah! Tiri chi tolla, vanno verdi si non chiolla, ma ti posso sempre rifare, se tu lenti di giocare, e se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, parliamo più vicino e facciamo un gran casino. Tiri chi tolla, vanno verdi si non chiolla, ma ti posso sempre rifare, se ti metti a ballare, e se tu non ci vuoi pensare, io ti dico so che fare, parliamo più vicino e facciamo un gran casino. Bravi! Belli, bellissimo, bellissimo. Mi viene proprio di giocare, va, di giocare. Sì, noi siamo felicissimi, questo ci teniamo a dirlo, di aver collaborato con loro, di aver reso anche il Carnevale Alcamese, che quest'anno è stato veramente seguitissimo, ha avuto tantissima gente che è arrivata da fuori, e ci teniamo anche a dire che stiamo lavorando al brano che diventerà l'inno del Carnevale Alcamese, è stato scelto come personaggio Giucà. Noi abbiamo già finito il brano, quanto prima saremo in studio di registrazione, quindi sarà l'inno di tutti i carri, e viva Alcamo e viva il Carnevale. E viva Giucà! Grazie Io invece a voi. volevo dire una cosa, mai... Avete domande da fare? Sì, io, la posso fare io. Mai Sì. mi sarei immaginato di avere un gruppo di ballo così.
Vero. Già, Ma io invece ti riferivi alle domande? Proprio da numeri. Sì, si può dire da numeri. Allora, l'ho detto per quello. se volete potete anche vedere il video che è molto divertente, molto positivo, emana positività comunque malgrado il tema che trattiamo su YouTube, il nostro canale YouTube, basta scrivere Tirichitolla, Calandra e Calandra. Dice, no, ho risolto, tutto a posto. Ecco, io tergiversavo anch'io. Sono pazzi. Lui è scusa. Gioacchino. Scusa. No, dai il microfono a Gioacchino perché non ho capito niente di quello che ha detto. Ho capito solo una cosa, che siamo pazzi. No, sono falsi. Falsi. I vero Calandra sono questi qua. Siamo pupazzi in questo caso. Tutto questo è servito per... Oh, Calandra e Calandra, bellissimo. Bello, bel regalo, che Ecco, bello. sto ciuffetto. Ma Pasqua già non è passata, dico. Ok, però ci somigliano, dai, devo dire, sono stati veramente bravi. Ringraziamo gli autori, si possono dire? Fanny e May, che producono questi pupazzi, sono veramente fatti benissimo. In che materiale sono fatti? Diciamo un materiale gommoso. In Calandra. Sì, è un materiale che è una lega. Maurizio, non facciamo politica. C'è pure un sciccarello. Non facciamo politica. Senza sciccarello. Gioacchino, ti ringraziamo, questa è una cosa inaspettata, bellissima. Ma 2 ne dovevi fare, ora cosa pigli? Sempre Calandra. Tu ti prendi Calandra e lui si prende Calandra. Grazie. Grazie Gioacchino. Siamo emozionati. Scusi. E questo non era previsto? No, era una sorpresa, mi avevano avvisato, ma io... Come ti chiami? Marco Posateri, vengo da Balestrate e ho 21 fai? anni. Faccio il videomaker. E usi che programmi usi? E canto per programma. Sì, ma da Adobe notizie di Premiere. seconda mano così, va. Notizie di seconda mano. Ma noi siamo arrivati ora, voi... ok. Vabbè, se non l'ha capito bene, Loro ti chiami... Adobe Premiere. Mi chiamo Marco, ho 21 anni, vengo da Balestrate. Ne hanno approfittato, Maurizio, ne hanno approfittato. Cosa fai? Canto e faccio il videomaker. No, stasera. Fa tutto in diretta, tutte e due cose? No, canto, stasera canto. Mi ero preoccupato, no?
Love was made for movie screen, but if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody, I'll find somebody like you. Grazie. Bravo. Domande. Io dico solo una cosa, brivido. Ho avuto un brivido. Potevi scegliere un brano che durava 10 minuti, 12, Guarda, cioè è finito troppo presto. Troppo presto, ecco. Così non vale. Va bene, complimenti. Grazie mille, grazie. Bravissimo Marco, complimenti. Bene signori, questa sera grande spettacolo, grande show all'Hospital Show e io vi do solo il nome del prossimo concorrente. Lei è Martina. Un applauso a Martina. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande. Stop. Stasera c'è qualcosa. Non ci siamo capiti. Allora, dietro il reparto c'è qualcosa che non funziona. Se non mi sbaglio. Ma la scaletta la leggi, la scaletta, l'hai capito tu quando devi entrare? C'è un problema che Pietro non ha letto la scaletta, però adesso fare le scuse. Ma scusa, Pietro sarebbe ancora quel ragazzo? È lui. No, perché a me per un attimo farà le scuse pubblicamente adesso. Pietro, fai le scuse. A me è sembrato per un attimo Pietro, devi fare che fosse le entrato scuse, Vito cresciuto delle scuse che siano sentite. Orecchie. Ma no, era meglio se ti chiamavi Martina, ce l'hai la faccia da Martina, non è Allora, adesso andiamo di là, me lo porto. Sì, o ma te lo lascio? Ma non lo farò uscire più. Te lo lascio? No, portalo via. Gli vado a dare le medicine, me lo Internalo, porto piano piano. E gli dai anche l'indicazione per quando deve entrare. Siamo ad Hospital Show, quindi queste cose capitano. Scusate. È colpa del ciuffo. Ci sono vari reparti, potete capire in che reparto però mi è meraviglio ricoverato. che tu non tieni a bada questo reparto. Sì, dobbiamo chiudere le porte Non funziona. del reparto. Va bene, allora come dicevo prima, signore e signori, Ma guè? Un altro c'è. Mettici un cordaro veramente. Un reduce di guerra, che è? sì. Rambo, Dalla prima abbiamo però, diversi della pazienti prima e guerra, non lui della ha- seconda. Rambo. Me lo porto via. Sì, me lo porto perfetto. via. Il signore No, Il Signore è la mia salvezza. Il Signore ci perdoni, questo No, voglio solo questo può senso. portare. Via. Me lo porto. Però pare più tranquillo. me lo porto. È solo qua, così, una presenza. No. sta cantando. Non è possibile, guarda. Spezzo in due. Tu non spezzi niente. Meno male che siamo attrezzati. Ma che è? Siamo attrezzati. Spezzo in due. Abbiamo Ma questo non è quello di Tony Bruni, da quella la barella. Ecco. Comunque ora chiudiamo la porta, Ma chiudetela per sempre però. Assolutamente. Sì. Hai bisogno di una mano? No, ce la fai da solo, ce la fai. Lettere bruciate. Sì, ma lui è recidivo, Da sola la strada. È recidivo. Gli chiediamo come si chiama? Vediamo se ha indovinato. Come ti chiami? Martina Grillo, Indovinato. ho 18 anni e vengo da Però io Alcamo. devo fare un'operazione prima, scusate. E vieni da? Alcamo. Ah, da qua. Che operazione devi fare? Non sei abilitato a fare gli interventi.
Ah, sembra così Martina, non è che quello della Russia Ah, ok. Non voleva farla abbassare. Adesso ti vediamo. Ma gli artisti è giusto che anche che si sanno muovere sul palco. Martina, che cosa ci fai ascoltare? Scello di Lady Gaga. La fai così senza base? Sì, Cioè, voce e chitarra? Voce e chitarra. Quindi unplugged si può dire? Sei pronta? Ok, le domande le facciamo dopo allora. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I found myself longing for change, and in the bad times I feel myself. Tell me something, boy. Are you tired, try to fill that void? Or do you need more? Is there something now is so hardcore? I'm falling. In all the good times I found myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Pressure to surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. We're far from the shallow now. I'm off the deep end, watch as I dive in. I never meet the ground. Pressure to surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. We're far from the shallow now. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Grazie. Allora, Mi sa che devo iniziare ad ascoltare Lady Gaga. Mio, stasera Lady Gaga a tempesta. No, ma guarda, Lady Gaga è nata come cantante pop, sembrava, invece lei è una grandissima artista e una grandissima cantante. Questa, se non ricordo male, infatti poco fa l'avevo confusa. Sì, ne avevamo parlato. È stato il brano che ha vinto, che ha presentato. Ha vinto come miglior l'Oscar come ha miglior vinto l'Oscar, come ha vinto miglior l'Oscar. Sì, La l'hai cantata in duo con Bradley Esatto. Cooper. Esatto. La difficoltà sta anche in questo, comunque, penso. Sì, no, la difficoltà qua stava nel fare la voce pure di lui. Esatto, questo, infatti sì. È vero. Come si chiama lui? Bradley Cooper. No, Mark si chiama.
Freddy Krueger. Freddy Krueger. Iddo è? No, non è Freddy Krueger. Ascolta Martina. È Freddy qualche cosa. Sei tanto giovane, te lo posso chiedere, quanti anni hai? 18. 18 anni, l'avevi detto prima, hai ragione. E cosa fai nella vita, oltre a studiare, a cantare, studiare? Penso Io che tu... studio al liceo musicale, quinto anno. Cioè, nient'altro, poi suono in giro. Sono entrato bene? Sì, perfetto. Esco di nuovo. Va bene qua. Continua. Va bene. Nella stellina. Sulla croce. Non capisco tutto questo fumo quando entra. Scommi? Ma avete detto sopra il palco non devo fumare. Appunto. Io fumo dietro. Ok. Io volevo dirti invece una cosa. Quel segnetto a terra. Sì. A che cosa serve? Quando è per i concorrenti. No, io non ne capisco. Io dovevo stare là. E vi ho detto, non mi fate presentare a me che non lo so che devo fare, dove vi devo mettere e dove devo andare. Ora, approfittiamo di questa cosa. Per chiarire. Davide, Davide, tu poco fa parlavi di come si sta su un palco, hai notato quelli bravi che sanno stare sul palco. Ora io devo presentare, mi dai due dritte, Sì, mi dici... allora il problema è avere... Il problema sono io? No. Ok. Il problema è avere consapevolezza. La consapevolezza è la parola chiave, nel senso che tu sei su un palcoscenico e dovresti avere piena consapevolezza di come ti stai muovendo, di cosa sei, perché ogni tuo movimento è più importante di quello che dici. Come lo dici è più importante della parola stessa, ma soprattutto come ti muovi è ancora più importante di cosa dici. Allora facciamo un esperimento, va bene? Te lo tengo io intanto il microfono. Mettiti qui, ok? E adesso fai una camminata fino a lì. Cammina, vai, normale. No, senza salutare, perfetto. Lo state guardando, vero? Sì. Adesso torna lì. Mi fai una camminata adesso al rallentatore, in slow motion, più lento che puoi, sempre verso quella direzione, vai. Va bene. Allora, se io avessi ripreso Luigi che camminava al rallentatore e la mandassi invece a velocità normale, a parte che hai un po' giocato, però alternavi bene le braccia, però camminavi un po' così. Ora, tu in realtà non cammini così al rallentatore, tu sai perfettamente come si cammina, okay? Ma non hai consapevolezza della camminata. Se io dovessi mandare l'immagine di una persona che cammina nello spazio per far sì che gli alieni capiscano come l'uomo cammina, io so perfettamente che per camminare devo alternare le braccia ed essere sciolto. Camminare il più lento Ecco, possibile. ci vuole essere sciolto. Hai capito? Ok. Ora io ho perfettamente il controllo dei miei movimenti perché ho la consapevolezza di come un essere umano cammina. D'accordo? La stessa cosa vale su un palcoscenico. Non so se avete visto la ragazza che ha cantato Lady Gaga, la prima. Sì. Serena, come si chiama? Elena. Elena aveva una gestualità. Hai visto che era molto teatrale come gestualità, mentre il ragazzo che ha cantato quella canzone che era di Balestrato con gli occhiali aveva una gestualità molto semplice, cioè non era studiata, ok? Sì. Quindi ogni movimento, ogni cosa che fai influisce sulle persone. È chiaro che se tu dimostri di aver studiato, se un attore non sembra che reciti, non è più efficace, deve essere invece il più naturale possibile perché deve sembrare vero. Deve sembrare vero. Questo è come avere il 18° cammello in tasca. Tu la sai la storia del 18° cammello? Racconto questa storiella qua e poi concludo. Il 18° cammello in tasca è quella cosa che ci fa uscire dalle situazioni sgradevoli, che ci fa vedere le cose sotto un altro punto di vista, che ci aiuta nell'affrontare i problemi, anche i problemi grossi, ma non solo, anche quelli leggeri. La storia è questa: un pastore muore e lascia in eredità ai suoi 3 figli i suoi 17 cammelli. E dice ai suoi 3 figli, lascia scritto che il primo figlio, il maggiore, ha diritto alla metà dei cammelli, il secondo figlio ha diritto a 1/3 dei cammelli e il terzo figlio ha diritto a 1/9 dei cammelli.
Ora 17 è un numero dispari ed è anche un numero primo, cioè può essere divisibile solo per se stesso e per uno. E allora i 3 figli sono fuori dalla loro baracca con questi 17 cammelli e non sanno come fare a dividersi in maniera equa secondo le indicazioni del papà. Passa di là il vecchio saggio del paese col suo cammello e gli dice: ragazzi, che sta succedendo? E loro gli spiegano la storia: guardi, noi abbiamo 17 cammelli, papà, ma non preoccupatevi, vi regalo il mio cammello, così ne avete 18 e trovate la soluzione al problema. Ma no, non possiamo, ma lei ha solo questo. Ma lasciate stare, io ormai sono alla fine del mio percorso di vita, il cammello non mi serve più, ve lo regalo. E quindi i ragazzi hanno i 18 cammelli. Quindi il primo figlio, 18 cammelli, se ne prende la metà, cioè 9. Il secondo figlio ne ha diritto a un terzo, cioè 6. Il terzo figlio ha diritto a un nono dei cammelli, cioè 2. E fanno 18. Ma 9 più 6 più 2 quanto fa? 17. Il vecchio saggio si riprende il cammello e se ne va. E ha risolto il problema. Hai capito. Ora c'è una spiegazione matematica, ma a noi non interessa. Il 18° cammello è quella cosa che dobbiamo tenerci in tasca quando non sappiamo come reagire a un problema, quando non sappiamo cosa fare, quando non sappiamo stare su un palco. Tutti dovremmo tenerci sempre in tasca, prezioso, un 18° cammello. Io c'ho solo lo spray. Io ho finito. Ti bacio. Grazie. E buon 18° cammello. Cioè, ora, guarda che nonchalance. C'ho un po' il cammello che mi pesa, però ho un'agilità. Vuoi al rallentatore? A proposito da che parte esco? Di là, di sopra, di sotto? O da Guarda, qui? fai una cosa. Prendi di qua, la prima a destra, gira, tranquillo. Ciao. Perle di saggezza. Che bello avere conduttori così comunque, eh? Conduttore, mica un conduttore sa quello che così. dice. Bene, a questo punto io andrei avanti col programma per presentare il gruppo che vi intratterrà, perché sì, sono dei concorrenti, ma loro sono qui per esibirsi, quindi è un gruppo che vi intratterrà e ha bisogno di un grande applauso. Bene, ecco qua, prego, accomodatevi. As you move towards the center, you see an open temple. A presence patiently waits for you, and as you walk toward the inward glade, you can see her pale, calm, luminous face. Warriors, yo, get your freak on. You don't need money cause you won't be alone. Yo, I get you in the zone. You don't need money cause you won't be alone. Got my lookout, girls got fit boys to look at. Tigers room, what the fuck you looking to get? Look it, did you get look it. When you come here, you wanna get stuck it. Empty your pocket, phone out your jacket. La tile on my land is louder than a rocket. In my jungle, don't stumble on my symbol. They told me this is a free country, and now it feels like a chicken factory. Who's in town? Them not like me, men not like them. Like who? Jin Tao. Instead of them, I got a newfound gem. Someone I can love up like men. That Obama needs to love up Chen. Like a hand-me-down sucker throwing bombs at a Mecca. Call it good, we'll get money to get better. Keep your head down like a UNICEF worker. If you get hit, you can't question a fucker. I can't come out, yeah, but why? If I be the F, who the F be the I? If you met me, then you get me. But if you get me, will you get a fee? Shit's meant to be free, where's Bob Marley? Cause I won't turn my cheek like I'm Gandhi. I fight the ones that fight me. I fight the ones that fight me. Dat is toch niks? Ik ben lid. Planga van Caché. Planga van Caché. Planga van Caché. Dat is toch niks?
to that hotel. But you know them fucking hoes tell. Heavyweight cause I'm moving like a ton. Make sure you got your gun. Brad Ricky better run. You like my little son. Sì, mi metto da questo lato. Se non sbilanciamo il palco, ormai che ho imparato come si sta sul palco, io sono bravissimo. Devo dire che voi pure siete brave, siete state brave, sapete stare sul palco. Ma ora passo la parola alla giuria che vi farà le domande. Sì, intanto siete state bravissime e poi ho visto che avete fatto una coreografia lunghissima e scusami se la mia ignoranza non supera quella di Gerardo, credo che ci siano state anche diverse tecniche di ballo o mi sbaglio? Sì. Okay. Che tecniche sono? Benissimo, di ballo. Di ballo. Che ti può dire? Non si possono dire queste segreti professionali. Ecco, bravo. Se poi impari tu il nome della tecnica. Ecco, vogliamo sapere il nome di chi insegna queste tecniche. Come si chiama la maestra o il maestro? Bene, non si ricorda. No, scherzo. Dario Di Stefano. Oh, benissimo. Eccolo là. Ciao. Molto espressive invece in viso, ho visto che c'era grinta, c'era. Non mancava niente. Non mancava niente. C'era boogie, electro boogie, break dance, street dance. E se tu controlli bene, nelle tasche hanno il 18° cammello. Sì. Controlla bene, controlla. Dov'è? 18 cammelli, 18 cammelli. Hanno 18 cammelli. Il 18°. Solo 3 sono, solo 3, 1, 2, 3. 6, 12, 18. Ah, ecco. Perché la matematica ora funziona. Diviso 2. Maestro Davide, la vedo estasiata. Vabbè, io ho avuto, appena le ho viste mi sono piaciute queste 3 ragazzine perché si vede che insomma hanno la passione e poi penso che abbiano davvero un bravo maestro, anche perché insomma. Ecco. Allora facciamo anche un applauso alle ragazzine ma anche al maestro. Vado a presentare il prossimo concorrente che si fa chiamare Night Monster. Poi glielo chiedete voi che vuol dire, io non lo so, così va bene. Buonasera. Ciao. Ti chiami? Kevin. Puoi stare Ok, Kevin, no, perché qua non Totò. siamo entrati nel pallone. Nome d'arte Night Monster. No, da come sei entrato sembravi diretto proprio verso di noi e questo sicuramente Non ho capito il nome d'arte. Night Monster. Mostro di Che notturno. Mostro della notte. Mostro della notte. Aspetta, tipo, vabbè, ma non è che sei così brutto però, cioè, No, però non è per questo. ha l'impostazione di Gattuso, se tu vedi, no? Sì. Sembra Gattuso, veramente. Io sono interista però. Kevin, io vedo scritto qui però Kevin Totò. Sì, quello è il mio nome originale. Ma perché Totò è meglio, No, cioè Totò c'hai è la il faccia da cognome. Totò. Ma peccato, perché c'hai la faccia noi di pensavamo Toto, Kevin Toto, ad No, esempio Kevin il nome è Toto il cognome. Ma Toto o Totò? Palermitano. Toto. Cognome Toto, dai. È bello come nome È tutto d'arte. un cognome, Toto. Kevin Toto. Vai. Toto al mondo, tutto al mondo. Cosa fai? Allora canto un mashup tra una canzone Ma esistente. perché stasera, aspetta ragazzi. Mashup praticamente, vi spiego subito che cos'è. Il Sono due canzoni in mashup una. è una tecnica di rap che ha tantissime poi. Che ha che ha l'hip hop. ha una metrica leggermente più mesh. Più simile al trap, diciamo. Il trap fa parte di quella No, il categoria. pezzo è tutto il Quando rap. mai il mashup lo fanno nelle parruccherie? No, il quella è un'altra cosa. Oh ragazzi, ma stasera qua io non mi muovo più. Si resta qua seduti perché c'è una cultura pazzesca. Come ha detto che si chiama? Si chiama Mashup 90 minuti. Ehi, Se chiudi gli occhi è solo per vederti, in questo film ci sei tu. I titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù. Ho il sole in faccia se ridi, wow, sei bella pure se gridi, wow. Giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri.
Guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico. Non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazza, ma pazza di te. Dopo lo facciamo e tu vieni 6 volte. Cosa diranno i vicini di me? Sei la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto. Fai sembrare tutta questa merda meno triste. A volte sono un mostro, il cuore scialle, freddo come il posto che piace a te. Lacrime di chiostro con il tuono, chiederò del nostro amore di André. Ehi, yes! Nightmonster, del Garaf. Penso a me stesso, riparto da zero, dimentico chi ero. Se fanno il mio nome rispondo non c'ero. In sto Parlamento comando io con un unico voto. Sto per zittire tutta la gente che vuole governare a suo piacere, solo per rendere questo popolo ignorante, perché facile da rigovernare. Tranquilli, non vi faccio comandare, sto al comando insieme a Silvio, il boss di tutto il consiglio. Uso il beat che voglio, poi sputtano tutto quanto il consiglio. Anche se c'è un articolo 13 io me ne frego del copyright. Sul mio trono ci sta scritto Night, su di me puoi contarci, puoi giurarci. In lotta sempre per il domani, sembra la storia di Street Fight. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, ma senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi, le facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, 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 applausi. 90 minuti di applausi. Le mie rime come 2 pistole fumanti al collo, io pieno di diamanti. Le mie camere piene di diamanti, le tue piene di rimpianti. Gli affari sono affari, non esiste etica, l'invidia ti fotta il cervello come sulla sedia elettrica. State tutti fulminati o tra i più nominati, più invidiati. Tutti quanti con volti sciupati in computer, quanti ne avete bruciati perché studiate su come insultarmi, ma non ci penso proprio a calarmi. Ai vostri livelli la critica non va, ma in vacanza ti uccide. Ad ogni istante zittisco malefici infami in maniera costante. Questa è l'Italia, mafia e dialetto, dal grande pischelletto al piccolo piscialetto, che poi non capisco più sta moda di sentirsi tutti al di sopra, tutti finti ricchi o benestanti tirchi. La falsità non basta mai, ma la verità non porta guai. Installazione respiri violenza con molta costanza. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, ma senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi, le facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, 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 applausi. 90 minuti di applausi. E adesso un terzo brano, pronti con il reggaeton. Ehi, piove sangue dal cielo, spari cagate, mica tu sei un pistolero. Bang, a tanto ti fai male davvero. Se stuzzichi l'uomo nero ti uccide senza alcun pensiero. Un po' come l'amico finto sincero, solo per portarti tutto il dinero. Per sta malattia non esiste el siero. Adesso allacciate le cinture perché questo aereo si sta per schiantare al suolo. Nightmonster al mic. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, ma senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi, le facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, 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 applausi. 90 minuti di applausi. Nightmonster, Salmo Le Bon. 90 minuti di applausi. Grazie. Hai visto? Sergio. Vedi la differenza? Nightmonster! Scusa, un attimo. Io sto facendo. Calma. Ma dimmi una cosa, scusa, io non sono molto esperto in materia. Segui Fabri Fibra, ad esempio, perché ho visto c'è Sì. ok. Fabri Fibra, Salmo, Fedez. È una cozzaia di rapper. Sì, soprattutto oltre il rap italiano anche quello americano, che è quello che ha fatto da padre. Ed è un brano che hai scritto tu? Allora, le strofe le ho scritte tutte interamente io, prima, seconda e terza strofa. Poi ci sono i ritornelli sono del cantante originale, stessa cosa la prima parte. E i 90 minuti d'applauso, chi l'ha scritto? Allora, 90 minuti d'applausi l'ha scritta Salmo. Questa Ecco. canzone io l'ho riscritta un po' ispirandomi al film di La Bibbia.
No, Salmo, no, non c'è. Non fa niente, puoi dire anche un'altra puntata, non ti non fa niente. No, Invece non ho capito di Paolo Villaggio. Se è possibile vorrei ringraziare mia madre. Assolutamente. E soprattutto il mio producer che non è qui, che è a Milano. Pensavo non è qui, dopo il Salmo ho detto... Il prossimo concorrente è pronto qui, è già sulle scale. Signore e signori, hanno tutti un nome d'arte, lei è... Shant! Ciao! Una curiosità, Pantene o... Che? No, scusa, no, Champ. Shant. Ah, Chance. Cosa hai capito? Champ. Non chance. Chance. Shant. Come Chantecler. Come Chantecler. Basta, non lo dico più. Oh, dai, Di dove sei, Shant? Io sono di Palermo. Canti Liza Minelli. Yes. Come fai? Come fa? La cappella. Mi merito un applauso. Sì, acculturato però. Che fai a Palermo? Io mi sono appena laureata in ingegneria, lavoricchio per sostenere la mia famiglia e tra poco ricomincerò gli studi magistrali. Ingegneria informatica, edile o navale? Gestionale. Gestionale, quindi il reparto dell'informatica. Sì. Scusa, Database. Sì. Posso chiederti, hai detto per per aiutare la mia famiglia? Sì, certo. Innanzitutto non mi piace star senza far nulla, mi annoia assolutamente. E poi per questioni economiche è necessario anche aiutare. I tuoi genitori? Brava, questo ti fa onore sicuramente. New York. Pure. Da come è vestita, si è capito. Somiglia anche a Liza Minelli. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find a kingdom here. Top of the hill, my little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep to find a kingdom here. Head of a mist, cream of the crop of the top of the hill. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in New York.
Signori e signori, Pietro! Ora che è il suo turno non si presenta. Pietro, finalmente. Allora, lui suona la chitarra, fa sedie e dipinge. Fa? Sedie? Fa sedie. Ah, avevo capito altre cose, scusa. No. Questa te la potevi... No, questa te la potevi... Fa sedie. Fa sedie. Ho messo troppe S. Devo fare un corso di dizione. No, non erano le S il problema. Io ho dizionato i cammelli, ma non... Comunque non ho capito. Va bene, anche io. Io non ho capito. Ma non l'ho capito manco io, sinceramente. Che fa questo? Che benissimo a fare? Disegno. Ora quest'altra cosa così. Prima è venuto a cantare, poi a ballare, ora disegna. E sta chitarra? E la chitarra come disegni? Non suona questa chitarra. Ah, non suona, chitarra. Ecco. Non suona, però suona. Però suona. Ce la canti, ce la suoni o... Comunque vedo che è indeciso. Talmente... Io ho portato sono le un po' medicine. emozionato. Questo vabbè, Comunque- anche noi. Adesso Ho portato le medicine per Pietro perché siccome è uscito troppe volte, prima che inizia gli do le medicine qua, pronte sono. E adesso farò sedere a Vincenzo. Fare a sedere a Vincenzo. Noi per ora stiamo assistendo a delle sedie mentali, effettivamente. Esatto. Sedie mentali, esatto. E allora ora vi farò vedere cosa so fare. Allora, Pietro, scusami, te lo dico così, serve anche per le altre volte. Se muovi il microfono... Maurizio, no, fermo. Ma lui è abituato che si muove, Tu si parla muove. tranquillo, Avete ti visto tengo la io. salsa quando ballava la salsa? Si muove tantissimo, quindi Sì, mi muovo. Anche mia madre quando fa il sugo si muove. Conmigo saldrá Ma a recogerse con lo grande que llegó la escuela. Yo vengo de Cuba. Conmigo saldrá. Quindi, scusa, che non sa ballare l'abbiamo capito. Che non sa suonare l'abbiamo capito. Che non sa tenere il microfono L'abbiamo capito. Ora vediamo che cosa Perché sa cosa è fare. venuto? Non l'ho capito. Non lo so. Per disegnare. Non lo so. Disegnare. Non lo so. Poi disegnare a quanto pare disegna Vincenzo, quindi bello il ritratto. ti immagini? va bene. Secondo me Ma la barba gliela fai pure? Appunto noi, dato che possiamo anche rimanere qua. Sì. Ucurto e Aloanna. Cosa? Facciamo un duetto. Sembra La qualche scenografia. pubblicità. Ma fate caso che sono tutti e tre sul palco in contemporanea? Ecco, anche perché lui di spalle, di fronte è carino, ma di spalle non si può tagliare. Non lo so, sta Non ti incominciando già il preoccupare. Tu suo. vai tranquillo. Poi il modello, io non cambierò mai espressione per aiutarlo. stai fermo. Ecco. Si riesce a intravedere qualcosa? Comunque... Sì, ma scusa, io ti faccio l'intervista mentre disegni. Che mina stai usando? Una F. Una F. Più dura la potevi pigliare. Quindi, allora, dato che io magari qualcosa... lui sta usando una mina F. Una mina. Che non è un esplosivo, non è un esplosivo, non è una cantante, è praticamente quel materiale che si trova dentro la matita che ti fa scrivere e disegnare, ok? La grafite. La grafite. F significa che è molto dura, quindi lui si fa una base. Poi dopo la F c'è la H che si avvicina al morbido. Dopodiché c'è l'HB, la B già significa che è ancora più morbida. C'era un brano di Lucio Battisti. Sì. HB, motocicletta. HB. 10 HB. No. Io non capisco come mai lui abbia deciso di disegnare un bell'uomo, come mai? L'uomo di Milano. Veramente, cioè, capito? Potevamo fare sedere l'infermiera finalmente, invece no. Così cresce ancora. Ma mi sembra appunto, una decisione un poco triste, però dai. Non si dice. Fotografare, non so, ritrattare si dice a Vincenzo, ritrattare a Vincenzo.
ritrattare? Invece della nostra bella infermiera. Ha ritrattato. Potevamo prendere Gerardo che era senza barba, senza capelli, faceva un cerchio, era perfetto. Ma un uovo con i baffi. Era fatto quando si faceva quella a scuola. Ma lui non voleva fare una caricatura, non perché. Noi vogliamo sapere dalla regia quante ore abbiamo ancora a disposizione. No, sta finendo, Ha già finito. Ma poi lo dobbiamo incorniciare oppure. È a buon punto. Non lo dobbiamo incorniciare, giusto? A buon Se punto. lo facciamo a spese di Vincenzo. Ok. E allora diamo un conto alla rovescia. Sì. Ok. 10. E allora, signori, tutti insieme: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Big Ben ha detto Sì, la firma, ha messo la firma all'1, incredibile. Pietro, un applauso. No, non ci crede lui. Guarda, tu Se non c'era una chitarrata in testa non... Ti puoi recare da Pietro. Comunque. Ok, no, ha finito, guardate. No, noi vogliamo una cosa. Avvicina no, possiamo un po'. fare una cosa. Luigi, scusa. Dica. È giusto che venga preso il ritratto. Sì, dovete... E lo passiamo qui in fai giuria. Fai una cosa, prendi... questo lo dai all'infermiera, ecco. E anche Vincenzo la chitarra, che deve Vincenzo lo porti lì. No, tu il ritratto devi portarlo lì dove si trova la giuria per poterlo votare. Grazie. Anche perché alla giuria, già l'hanno visto. Bravo Alla Vincenzo. giuria. Alla giuria. Così, vediamo. Alla giuria. Comunque sembra Matteo Salvini è Maurizio, vero? non fare alla politica. Giuria, alla giuria. Non fare politica. Vergogna! Ho capito che hai capito pure tu come si cammina su un palco, ma fai in bressa. Ecco qua. Bene, un bel disegno, un bel ritratto, devo dire. Sì. C'è molto più bello il ritratto comunque. Ecco qua, perfetto. Ok. Ci siamo. Va bene così. Possiamo votare? Sì, potete votare. Bene, se vuoi fare il giro. Allora io direi a tutti i concorrenti di salire qui sul palco, tutti gli ospiti. Prego, chiamiamo anche Cinzia. Tutti sul palco. Questa sera magari si sarà... No, non lo dico. Si sarà divertita. No, fammi finire il discorso. È il microfono che prende a tratti. A tratti. E allora abbiamo qua... Ma stasera mi vedo... Allora ragazzi, tutti sul palco. Sveglia. Prego. Da questa parte. Perché hanno familiarizzato, quindi chiacchierano. Ormai del programma non gli interessa più condividono, si passano i messaggi, Instagram, i numeri di telefono, Facebook, okay. Capito? Allora Luigi, dimmi. Vuoi aprire la carpetta? Sì, ok. Mi avvalgo del tuo aiuto. Perfetto. Senza guardare, senza guardare. Attenzione. Allora iniziamo dal secondo posto, anche se al primo c'è un ex equo. C'è un ex equo. Mashup. Okay. Cos'è? Un mashup. C'è un mashup. C'è un mashup fra primo e primo. Quindi diamo intanto secondo classificato, che poi è una seconda classificata, non mi ricordo chi è, ma si chiama Elena Conforto. Detta Lady Gaga. Un applauso. Quindi Elena passa di diritto alle semifinali. Bene. E poi abbiamo, come dicevo, un mashup, sì. un jingle, un mix equo, fra cui si può dire, sì. Fra cui. Certo, perché, il prete della chiesa qua vicino. Fra cui. Allora, Martina Grillo al primo posto. Un applauso. Martina. Quindi di nuovo Lady Gaga. Di nuovo Lady Gaga. Quindi vince l'Oscar Lady Gaga.
E al primo posto uno che studia ad anni alterni, Posateri Marco, quindi che passa di diritto alle semifinali. No, allora mi sembra che sì, è un risultato che penso trovi anche l'accordo del pubblico. No. Guarda, ci sono le mamme delle bambine che hanno caso un cazzo. Io ho votato loro tutta la vita, le bimbe. L'ho detto per dire, non sapevo che c'eravate, non so chi sono le bambine, nel senso so chi sono le bambine, ma le mamme non lo so. Sei ruffiano. E allora, questa sera abbiamo fatto forse anche più tardi del solito. Ringraziamo tutti i partecipanti, ringraziamo la Eventi Service per audio e luci, ringraziamo la redazione di Alpa 1, tutto lo staff, i cameraman, ringraziamo il maestro Davide Scipilia, in arte Jimmy, possiamo dirlo. Grazie a voi. Ringraziamo, io non so come presentarlo, cos'è lui? Califano, no, Tozzi, lui detto Mork. Ruggeri. Detto Mork, perché non mi si sente? Sì, è acceso. Lorenzo. È acceso. Lorenzo. Sergio Di Lorenzo. Io ho capito cos'è lui. È un mashup proprio. Un mashup. È un mashup. Sergio Di Lorenzo. Ringraziamo Cinzia Gargano. Ricordo bene. Ringraziamo tutto lo staff, Vincenzo, Rossella, Gerardo. Ci vediamo alle prossime puntate. Grazie. Ciao a tutti. Night Monster. Bene, arrivederci a tutti. Ti ha preso. Arrotola. Can't stop.